Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati. Anche oggi, lo sapete ormai, siamo puntuali ogni giorno per accompagnarvi tra le notizie principali, poi ci sarà spazio con i nostri ospiti per approfondire alcune tematiche di grande attualità. Ma come sempre lo sapete, c'è la cronaca in primo piano. C'è la morte di Liliana Resinovic. Dopo l'avviso di garanzia al marito della donna parla il medico legale Raffaele Barisani, consulente di Sebastiano Visintin. Era atteso, ora possiamo procedere serenamente, spiega, fuori dal circo mediatico. Indumenti e coltelli tra gli oggetti sequestrati nella casa di via Verrocchio. Era stato previsto, l'avevamo già detto. Era inevitabile, direi che è anche giusto che sia così, perché alla luce della consulenza più recente si è parlato di omicidio e non più di suicidio, quindi le conseguenze non potevano essere diverse. Insomma, ce l'aspettavamo, è anche bene che sia così, perché finalmente al posto di un'accusa mediatica e giornalistica di plotoni di esecuzione contro Sebastiano Visintin, che purtroppo si è sottoposto a questa situazione andando sempre in televisione, abbiamo un'ipotesi di accusa da parte di chi è autorizzato a farlo, certamente, insomma. Il medico legale Raffaele Barisani, consulente nominato da Sebastiano Visintin, lo aveva già detto ai microfoni della nostra emittente che era naturale aspettarsi che prima o poi qualcuno venisse iscritto al registro degli indagati per la morte di Liliana Resinovic. Barisani non rinuncia però a lanciare una frecciatina allo stesso Visintin, rimproverandogli la troppa esposizione mediatica. Abbiamo ovviamente una presunzione di innocenza e quindi possiamo procedere con maggiore tranquillità. La procura si sta muovendo e ora verranno analizzati i materiali sequestrati a casa di Sebastiano Visintin dopo la perquisizione della polizia scientifica dell'appartamento di via Verrocchio. Dall'abitazione sono stati prelevati un guanto, un maglione di lana e più di 100 coltelli. Il guanto per confrontarlo con l'impronta rinvenuta su uno dei sacchi che avvolgevano il cadavere della 63enne, il maglione per verificare se si trovano tracce particolari e confrontarlo con un filo di lana trovato addosso a Liliana. I coltelli per confrontare il filo della lama con la parte tagliata del cordino che legava i sacchetti calati sulla testa della donna. I coltelli, a seconda del modello e tipologia, lasciano segni di taglio differenti. Per quanto riguarda le indagini portate avanti dai consulenti di parte, ciò che ancora si attende sono i risultati delle analisi sui campioni di tessuto del cadavere di Liliana inviati in alcuni laboratori oltremanica. Uno studio commissionato dagli esperti che assistono Sebastiano Visintin per verificare l'ipotesi di congelamento del corpo di Liliana e di conseguenza capire se davvero il cadavere può essere rimasto nell'area boschiva di San Giovanni per così tanto tempo. Sì, tutti sono d'accordo su una morte asfittica, questo mi pare sia stato accertato. Non siamo tutti d'accordo sul luogo in cui è rimasta la salma dopo la morte. Ecco, questo è un punto assolutamente da chiarire. Quindi Sebastiano Visintin, marito di Liliana, risulta indagato per l'omicidio della moglie. Nella notte tra martedì e mercoledì, 7 ore di perquisizione nella sua casa da parte della squadra mobile. Il giorno dopo gli è stato recapitato l'avviso di garanzia. L'abbiamo contattato ieri telefonicamente in Austria, dove si trova in vacanza con amici nella zona di Felden. Sentiamo cosa ci ha detto. Perdere la moglie e dopo venire anche accusato di essere l'assassino mi sembra un po' oltre certi limiti, no? Così Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, ora ufficialmente indagato dalla procura per l'omicidio della moglie. Una dichiarazione che sembra ricalcare quella del giorno del funerale di Lilli, il 25 gennaio 2022, quando di fronte a una sostanziale accusa da parte di molti fra familiari e opinione pubblica si sfogò così. E tutti dicono è lui, è lui, è lui, è lui. Capisci? Ti senti preso di mira, insomma. La persona si sarebbe suicidato subito, immediatamente. No, io voglio continuare a vivere, a lottare, a togliere tutto quel fango. Sebastiano, appresa la notizia del suo nome nel registro degli indagati e contattato dalla nostra emittente, non nasconde il proprio scoramento. Non saprei cosa dirti, guarda, la cosa è talmente grande
fatti al di fuori non lo so, veramente troppo grande per me. Te lo aspettavi? Certo, essere indagati va bene, insomma, ma essere accusati è un'altra cosa. Ora la palla passa all'avvocato Alice Bevilacqua che assiste Sebastiano. Secondo quanto appreso sarebbe stata fatta richiesta alla procura per avere la documentazione delle investigazioni sul marito di Liliana. Ecco, appena avremo qualche dato, potremmo anche capire quali sono gli elementi che hanno portato la procura. Martedì scorso di sera gli uomini della polizia scientifica si sono presentati a casa di Sebastiano Visentini in via Verrocchio ed è scattata la perquisizione dell'appartamento. Sì, me li sono trovati fuori dalla porta, insomma. Perché io ero via, sono tornato. Cos'era, alle 7-8 di sera, adesso non mi ricordo, pensavo fosse una troupe perché non conoscevo le persone, avevano dei borsoni, ho detto sarà qualche troupe, ho detto no grazie, ho detto no siamo della polizia, della scientifica, e mi hanno stato mandato e sono entrati e hanno perquisito praticamente tutta la notte, insomma. Oggi sei proprio fuori Trieste, sei proprio via? Sì, sono in Austria. Visintin ha anche aggiunto: nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve, un tuffo nel lago gelato tira su di morale. Ci sono delle belle signorine, ha aggiunto infine Sebastiano, e alla domanda su quando tornerà a Trieste risponde così: non ve lo dico. Allo Stato ci troviamo di fronte ad un mutamento di ruolo del signor Visintin che viviamo come espressione di un atto dovuto per il compimento di attività che francamente stupisce a distanza di così tanto tempo dall'originaria iscrizione di reato. Lo scenario degli elementi di prova raccolti è da noi conosciuto e non sappiamo quale strada investigativa ulteriore voglia percorrere la procura, soprattutto fiduciosi come sempre e nonostante tutto di quello che sarà un atteso approdo della verità e che per quanto ci riguarda ci vede sereni perché assolutamente estranei dall'ipotesi delittuosa odierna. Ci chiediamo però perché proprio Sebastiano, perché solo lui. Attendiamo di conoscere risposte alle nostre domande e di leggere le motivazioni di questa inaspettata virata di indagine. Queste sono le dichiarazioni dell'avvocato Bevilacqua. Finalmente a 3 anni aspettavo questo momento, bene, anche se è sempre troppo tardi perché questa cosa dovevano farla gli investigatori di allora e invece si sono dimostrati almeno negligenti, altrimenti ci si sarebbero accorti di tutte le incongruenze del caso. L'ha detto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovic, commentando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Sebastiano Visintin. Beh, niente, è semplicemente arrivata con almeno 3 anni di ritardo, tutto là il commento perché non c'è altro da dire, mentre invece poco più di o poco meno di 3 anni fa è stato tentato di buttare tutto a catafascio. Si pensava di chiudere l'indagine appunto per suicidio. Io sono rimasto sempre convinto che non poteva andare così, per fortuna, e questo è un grazie che dobbiamo tutti al dottor Dainotti, che si è opposto, anche lui, ma non solo lui, si sono opposti, ma serviva poco. Era lui che era l'ago della bilancia. Guai se questa roba, a parte che sarebbero stati fatti dei ricorsi mostruosi, mondiali, a livello di Roma, a livello di Bruxelles se serviva. Io e Sergio eravamo capaci di andare in corteo a Roma a mettere su striscioni a Bruxelles, non ci fermavamo, come adesso non ci ferma nessuno. È atteso a lungo insomma questa notizia. È arrivata con relativo, io aggiungerei colpevole ritardo, ma meglio tardi che mai. Grazie senz'altro ai nuovi procuratori che finalmente hanno capito, che hanno voluto ammettere che questo non è grazie appunto alla dottoressa Cattaneo, che non poteva essere un suicidio, io l'ho detto da subito e per fortuna così è, questo è un omicidio, punto e basta, è anche premeditato. Pensa che si arriverà finalmente alla parola fine e verità? Certo, non può non essere. Io sono convinto che qualcuno, perché non è una sola persona che secondo me è implicata,
non potrà non fare dei passoni falsi come succede quasi sempre, per fortuna, che darà fuoco alla miccia se vogliamo e non potrà non scoppiare, la verità scoppierà. Torniamo in Veneto, shock a Mestre dopo l'arresto di un 45enne fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di appena 11 anni. L'aggressione nei pressi di Viale San Marco risale al tardo pomeriggio di giovedì. Lui ha 45 anni ed è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Lei ne ha appena 11 ed è seguita dagli specialisti dei servizi sociali del comune. È ancora una bambina per la quale una normale giornata di primavera si è trasformata in un incubo. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì tra Parco San Giuliano, Viale San Marco e Via Forte Marghera. Un compito delicato e complesso, vista l'età della vittima. Vittima che sarebbe stata bloccata e aggredita mentre rincasava, ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla madre. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state immediate e anche grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza sono bastate poche ore perché i carabinieri individuassero e fermassero il 45enne, italiano e pare senza fissa dimora. Tra chi oggi si trova nell'area di San Giuliano, l'incredulità pare mescolarsi ad un senso di crescente inquietudine. Ci sono sempre più spesso queste cose, anche in zona Carpenedo è successo che una ragazza è stata aggredita da un signore anziano che ha tirato fuori il membro, insomma, quindi è sicuramente un problema che sta succedendo sempre di più, dobbiamo stare sempre più attente noi in quanto donne. Io non la lascerei da sola, sinceramente, mia figlia. Non c'è da fidarsi? Assolutamente no, non la lascerei per principio, per un discorso mio personale. Io mai sentito di queste cose qua, se è una roba nuova, mai sentito. Di solito è sempre tranquillo, se è un fatto, un episodio che è capitato, che di solito non capita. Al tardo pomeriggio inizia a peggiorare la situazione. Sappiamo che comunque quando cala la sera, possono succedere, non dovrebbero succedere queste cose, ma evidentemente la gente in giro comincia a impazzire. La squadra mobile di Padova ha posto sotto sequestro un immobile a Vigonovo, in provincia di Venezia, intestato fittiziamente ad un 60enne, ma di fatto nella disponibilità di un 40enne italiano di origine rom con numerose precedenti penali. Il provvedimento segue le indagini della polizia che hanno portato alla denuncia del 60enne e del 40enne per avere in concorso tra loro attribuito fittiziamente la titolarità dell'immobile composto da una piccola abitazione con un terreno adiacente. Questo per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. L'immobile era stato acquistato dal prestanome per 86.000 euro, somma che era stata versata in contanti nel conto corrente di quest'ultimo poco prima della compravendita. Possesso di precursori chimici, sostanze usate per cucinare droga sintetica. Il primo arresto in Italia è quello di uno studente di Conegliano che la polizia ha rintracciato all'università mentre seguiva una lezione. In casa un laboratorio per la produzione dello stupefacente. Forniva a un 22enne di Novara le sostanze con cui produrre metanfetamina nel suo laboratorio, considerato il più grande d'Italia, come accade nella celebre serie TV americana Breaking Bad. La Polizia di Stato ha arrestato a Trieste, mentre seguiva una lezione all'università, uno studente di 23 anni di Conegliano, attualmente domiciliato nel capoluogo giuliano. Il ragazzo, secondo gli inquirenti, gestiva un sito internet per la vendita di prodotti chimici che era stato chiuso dopo che si era diffusa la notizia dell'arresto a marzo del coetaneo piemontese Rampollo di una famiglia benestante. Nell'abitazione del trevigiano sono stati sequestrati precursori chimici utilizzati per produrre droghe sintetiche, praticamente impossibili da procacciare sul mercato legale ma molto diffusi sul dark web. Il suo è il primo arresto in Italia per il possesso di queste sostanze, che il giovane impiegava a sua volta e per questo è accusato anche di produzione di stupefacenti. In casa un laboratorio attrezzato con impianto di distillazione, microscopio scientifico, una grossa cappa aspirafumo per evitare il diffondersi dell'odore della cottura delle sostanze, anidride acetica utilizzata per la produzione dell'eroina, metilammina per produrre metanfetamina e chetamina, piperidina utilizzata per la sintesi di una grande quantità di droghe sintetiche. Una notizia arrivata velocemente a Conegliano, quella del suo arresto, che il sindaco Fabio Chiesa ha commentato con sconforto.
Questo dispiace molto, perché sono dei ragazzi che magari hanno anche delle potenzialità e che si rovinano la vita, la rovinano ai loro cari, alle persone che gli vogliono bene, sottovalutando magari in alcuni casi le situazioni illecite in cui vanno a trovarsi. Per cui raccomandiamo a tutti di ricordarsi che il guadagno si fa col duro lavoro, che non esistono scorciatoie. Soldi facili, anche quelli messi in tasca dai due cittadini nigeriani di 37 e 42 anni che sempre a Conegliano spacciavano cocaina ed eroina. Gli agenti del commissariato che li pedinavano dallo scorso autunno hanno documentato migliaia di cessioni di stupefacente ad automobilisti che raggiungevano in bicicletta. A quel punto estraevano dalla bocca le dosi e le consegnavano dal finestrino ai loro clienti, che incontravano anche nei pressi di scuole, oratori, campi da calcio. 1,5 chili di droga, la quantità piazzata tra il 2023 e il 2024 per un giro d'affari di 35.000 euro. Come in tutte le città delle nostre dimensioni esiste questo fattore, non è perché si arresta che ce n'è di più, perché si arresta vuol dire che si fa il proprio dovere sul territorio e c'è un grande controllo della situazione. Per i due, oltre alla denuncia per spaccio, il divieto di dimora a Conegliano. Era in moto e nello zaino aveva 10 kg di hashish. Si tratta di un 28enne di origine albanese che è stato arrestato dagli agenti della questura di Rovigo. È stato fermato proprio mentre stava viaggiando in sella ad un ciclomotore proveniente da un'altra provincia. Al momento del controllo l'indagato è apparso agitato e preoccupato. Gli agenti hanno così, insospettiti, approfondito gli accertamenti procedendo a perquisizione. Nello zaino sono stati trovati 20 involucri avvolti da cellophane trasparente contenenti hashish per un peso complessivo di 10 kg. Il 28enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo portato in carcere. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Usando una lattina tagliata ha sfregiato il collo ad un 49enne con fragilità per rapinarlo dell'orologio. Pregiudicato bloccato dalla polizia locale a Castelfranco, la vittima viva per miracolo. Un episodio che rammarica perché c'è stata un'azione di un forte contro un debole, no? Perché sono palesi le fragilità della vittima. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, commenta così il violento episodio accaduto in centro città, in un angolo di piazzetta Filzi, dove un 49enne di origini marocchine è stato aggredito da un connazionale residente nella Castellana, 45 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, per rapinarlo dell'orologio che aveva al polso. Di fronte alla resistenza della vittima, i due sembra non si conoscano. L'uomo l'ha colpita con una lattina di birra tagliata, provocando una profonda ferita tra l'orecchio e il collo. Il 49enne, rimasto a terra in una pozza di sangue, è stato immediatamente raggiunto dai presenti. Le loro grida hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo del territorio. Quando gli agenti hanno raggiunto il gruppo di persone, alcuni testimoni hanno spiegato cosa fosse accaduto. Nel frattempo i vigili hanno visto poco distante una persona che fuggiva a piedi. E anche dei presenti confermavano che era l'autore della rapina poc'anzi avvenuta, e quindi si sono messi subito all'inseguimento di quest'uomo, riuscendo dopo una corsa a raggiungerlo, a placcarlo, e quindi poi l'hanno ammanettato, e durante la perquisizione avvenuta in comando è stato rinvenuto sia l'orologio, oggetto appunto della rapina che apparteneva alla vittima, e anche alcuni paia d'occhiali, probabilmente oggetto di furto presso esercizi commerciali della città. Adesso valuteremo in quali esercizi. La vittima, molto conosciuta a Castelfranco, dove vive da anni, è stata prontamente soccorsa dai sanitari del SUEM. La ferita riportata fortunatamente non era profonda e non ha toccato parti vitali. Il 45enne invece è stato denunciato a piede libero per rapina, lesioni e furto. Il mio invito è quello di far sì che il percorso giudiziario che adesso affronterà questo aggressore sia un percorso che porti a comminare a lui il massimo della pena, perché se lo merita. Non si fanno, di default non si fanno azioni reati come le rapine, a maggior ragione nei confronti di chi ha alcune fragilità, ed erano palesi, sono evidenti. A 21 anni il giovane era arrestato dalla polizia a Padova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti lo hanno bloccato mentre tentava di sfondare la porta della stanza dove si era barricata la madre con 2 sorelle.
È ridotta così la porta dell'appartamento nel centro di Padova dove vive il giovane di origini nigeriane fermato dagli agenti delle volanti con l'accusa di aver picchiato la madre e minacciato le sorelle. Era stata proprio la donna terrorizzata a chiamare gli agenti giovedì scorso raccontando che il figlio per l'ennesima volta aveva iniziato a picchiarla spaccando tutto in casa e costringendo lei e la figlia di 19 anni, la più piccola era riuscita ad uscire, a barricarsi in una camera. All'arrivo gli agenti hanno trovato le due donne chiuse nella stanza con il giovane che provava ad entrare. Dopo averlo bloccato hanno soccorso madre e figlia. La madre è stata curata al pronto soccorso dove era stato riscontrato un trauma cranico guaribile in 7 giorni. Per il figlio è scattato l'arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Da inizio anno sono 122 le persone denunciate per lo stesso reato dalla polizia, 21 sono state arrestate. Era atteso per oggi il corteo in Canal Grande delle Remiere per chiedere la liberazione, per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda di Alberto Trentini, ma il maltempo si è messo in mezzo. Buongiorno al nostro Lorenzo Maier che ci aggiorna. Buona domenica Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, hai detto bene. Oggi era previsto il corteo, le Remiere, tutti gli organizzatori si sono messi in moto per arrivare al punto di ritrovo dove era previsto il ritrovo, quindi nella zona di Santa Chiara sotto il ponte della Costituzione, conosciuto anche come il ponte di Calatrava, però poi era pronta ovviamente l'ordinanza, c'era la mobilitazione, gli organizzatori fino all'ultimo hanno tenuto vivo questo invito, ma poi questa mattina, visto il maltempo, anche per una questione di sicurezza, gli organizzatori hanno preferito annullare ovviamente il corteo, che quindi non si è svolto. Chiaramente rimangano in piedi tutte le ragioni dell'iniziativa, della manifestazione, ragioni che verranno ribadite anche nei prossimi giorni. Ecco. Purtroppo questo momento scenografico suggestivo, anche perché il Canal Grande ovviamente è il biglietto da visita, le immagini di Venezia, immagini che avrebbero sicuramente fatto poi anche tutto il giro del mondo, non si è svolto, è stato annullato, non è stata per ora data alcuna indicazione su quella che potrebbe essere forse una data di recupero, perché si attende ovviamente anche l'evolversi della situazione. Si spera in qualche segnale sempre da Caracas, da parte del nostro governo, del vice premier Antonio Tajani e ministro degli esteri, di tutti coloro che si sono occupati e si stanno mobilitando per la liberazione di Alberto Trentini. Purtroppo la pioggia era prevista e gli organizzatori non hanno voluto annullare già ieri l'iniziativa perché si sperava che magari potesse esserci qualche modifica. Non è stato così, ma poi la sicurezza ovviamente di tutti e il fatto anche che potesse poi essere un'iniziativa bella, sicura, importante. Con la pioggia non è il caso di andare in laguna con barche a remi da parte delle Remiere, anche da parte magari di coloro che non sono esperti nel lavoro e quindi che avrebbero potuto trovarsi anche in difficoltà in laguna. Quindi corteo che non si è svolto, rimangono ovviamente un grande messaggio di solidarietà e di vicinanza alla famiglia di Alberto Trentini e ai suoi genitori. Si aspetta un qualche segnale positivo, ma il tempo che oggi ha anche un po' rivoluzionato la processione delle Palme del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, processione che per le stesse ragioni non si è svolta, quindi ritrovo dei fedeli direttamente in cattedrale di San Marco. Si spera in un meteo migliore, anche se le previsioni non sono buone per questa settimana e poi per la Pasqua. Perfetto Lorenzo, io ti ringrazio davvero tantissimo. Chiaramente noi continueremo a seguire insieme a te la vicenda di Alberto Trentini, sperando che appunto arrivino degli aggiornamenti anche dal governo, al quale più volte la stessa mamma si è rivolta anche in questi sit-in di cui abbiamo visto le immagini, e sperando appunto che Alberto possa rientrare quanto prima in Italia e riabbracciare la sua famiglia e i suoi amici che stanno lottando per la sua liberazione. Grazie davvero Lorenzo Maier, buon lavoro. Ciao Lorenzo, grazie.
E noi andiamo nella Marca trevigiana perché continua a far discutere la vicenda dell'assessore di Pieve di Soligo, discriminato nella ricerca di una nuova casa a causa delle sue origini marocchine, ma dopo la sua denuncia pubblica qualcosa sembra si stia muovendo. Diciamo che mi è stato detto che in questo weekend il diretto interessato ci sta pensando, ecco. Quindi questo vuol dire che forse qualcosina, al di là che andrà bene o meno, però il mio intento era quello di, signori, conoscete prima di giudicare, basta. Forse un ripensamento da parte del proprietario dell'abitazione che l'assessore al turismo di Pieve di Soligo avrebbe voluto prendere in affitto, ma che si è visto negare per le sue origini marocchine. Se succederà significa che la mia denuncia è servita a qualcosa, anche se non troveremo un accordo sull'abitazione, perché il mio obiettivo non era questo. Sottolinea Mohamed Amouk, che non nega che gli farebbe piacere avere con questo signore un chiarimento. Al di là se vorrà affittare o meno, io sono disponibile nel dialogare, nel conoscersi, perché penso che c'è bisogno di questo. Accanto al clamore suscitato dalla sua denuncia pubblica sui social, l'assessore ha raccolto anche una grande solidarietà. Non mi sono sentito solo, dice. Partendo dai pivigini con cui sono cresciuto, sono rimasti veramente scioccati da questo tipo di notizie e ho ricevuto una buona solidarietà non solo dai pivigini ma anche da varie parti d'Italia. Piena solidarietà al suo assessore anche da parte del sindaco Soldan e di tutti i colleghi di giunta con i quali Amouk aveva condiviso la felicità per aver trovato una casa più grande dove trasferirsi con la famiglia dopo la nascita delle due gemelline. Ci raccontava nelle settimane scorse che aveva finalmente trovato una casa più grande per la sua famiglia. Purtroppo questa situazione abbia avuto un epilogo non felice, soprattutto con una motivazione che ferisce la nostra comunità, che è una comunità che invece vuole portare avanti i valori dell'integrazione. Da 35 anni in Italia l'assessore si sente a tutti gli effetti italiano e pievigino, impegnato in prima persona proprio per combattere le discriminazioni come presidente nazionale dell'associazione Giovani Italo-Marocchini. Ci dispiace che sia venuta proprio qui a Pieve di Soligo una situazione di questo tipo per una persona che per Pieve di Soligo in questi 35 anni ha comunque dato prova di essere un cittadino a tutti i titoli. Che si tratti di un episodio isolato ne sono convinti anche i cittadini di Pieve di Soligo. È un paese razzista, Pieve? Secondo me assolutamente no. Mio papà ha affittato case a italiani e anche a stranieri. Ci sono anche italiani che non trovano comunque casa, quindi non si tratta proprio di razzismo, ecco. Comunque insomma è un paese accogliente, Pieve? Sì. Penso se si fa un giro lo capisce. Siamo bravi a Pieve, dai. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, domani la giornata del Made in Italy, in programma a Treviso un convegno per affrontare gli scenari futuri, le nuove sfide che aspetta il commercio, il settore della moda, possiamo considerarlo un fiore all'occhiello proprio del nostro Made in Italy e allora anticipiamo quelli che saranno i contenuti di questo importante appuntamento con la presidente di Federmoda della provincia di Treviso, Beatrice Paludetti. Buongiorno Presidente e buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti i telespettatori di Antena 3. Allora, è inevitabile che la prima domanda non verta sulla questione dazi, Presidente, perché insomma ne abbiamo parlato sotto tanti punti di vista. Abbiamo fatto un riassunto qualche giorno fa con il Presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, che diceva è una boccata d'ossigeno questo stop deciso dal Presidente Trump di 90 giorni, 3 mesi durante i quali ci si attende delle trattative per rivedere questi dazi. Certo è che è un momento di incertezza che non fa bene alle imprese e immaginiamo nemmeno alle imprese della moda. Sì, un tema caldissimo e sarà sicuramente ripreso domani nel nostro convegno, fonte di riflessione da parte degli esperti. Per quanto mi riguarda è chiaro che, come dice lei, fortissima è l'incertezza. È un'incertezza, una turbolenza che naturalmente colpisce in gran parte il sistema moda e
se parliamo di dazi, sospensioni, controdazi, questo non può che portare a delle perturbazioni preoccupanti, in quanto si teme il rattrappimento dei consumi. Altri rischi che ne potremmo discendere sono quelli di una regressione globale, e quindi ancora un ulteriore deprimersi dei consumi, nonché una instabilità valutaria, ma anche il rischio che ci sia una crisi del dollaro e quindi del sistema internazionale, che ne risulterebbe indebolito, e magari anche una debolezza per l'Italia. Quindi sicuramente sarà un argomento molto caldo, molto partecipato. Ecco, in questo convegno si delineeranno anche quelle che sono le sfide future del nostro Made in Italy, che non è lo stesso di qualche anno fa. Anche la moda deve adeguarsi alle nuove richieste, ai nuovi consumatori, alle nuove generazioni che hanno esigenze e richieste diverse rispetto a quelle del passato, magari dei loro genitori. Certamente. Allora il Made in Italy, che oggi vale ancora tantissimo, soprattutto per il Veneto, parliamo di circa 9 milioni di esportazione, di 100.000 addetti, ha un valore incommensurabile, rappresenta per i consumatori sempre, nel caso della moda, prodotti di qualità, di eccellenza, di esclusività, eccetera. È chiaro che il Made in Italy oggi però va letto anche con occhi contemporanei, nella contemporaneità, nel senso che bisogna essere onesti, il Made in Italy è un qualcosa che, facendo parte della cultura contemporanea, è fluido, si modifica, e quindi noi siamo consci che i clienti oggi non chiedono solo un logo, un'etichetta, ma vogliono qualcosa di più, e quindi questo di più noi lo possiamo leggere attraverso 3 chiavi di lettura: quella di una relazione ridefinita tra venditore e cliente, nel senso che deve passare non più semplicemente come proposta di prodotto e basta, ma come una visione più ampia di proposte di lifestyle, e quindi oggi i clienti chiedono storie, chiedono di essere coinvolti, unicità, personalizzazione, e questo lo si può fare non più con il marketing tradizionale, ma attraverso un marketing cosiddetto esperienziale, che è quello di offrire appunto delle esperienze all'interno del negozio. Va anche detto che le nuove generazioni, millennial, generazioni Z, sono, non comprano come i loro genitori, per loro è uno status symbol desueto, ma il Made in Italy per loro deve raccontare, personalizzazione, anche qui deve autenticità, e anche magari soprattutto sostenibilità e anche attivismo. Per esempio, e infine un'ultima chiave di lettura importante è quella sull'iperproduzione. Attenzione che le produzioni massive vanno a soffocare i brand italiani e vanno a soffocare i nostri negozi, insomma ad uccidere il Made in Italy. Quindi noi dobbiamo fare sì che questa degenerazione del fast fashion, o come la vogliamo chiamare, moda rapida, eccetera, venga contingentata, perché l'iperproduzione non è più eccellenza, non è più qualità,
non è più cura, sorpresa di quello che si offre ai consumatori. E infatti il Made in Italy oggi va tradotto, come gli studiosi ci dicono, in eccellenza, creatività e tradizione. Questi, diciamo, sono valori su cui i nostri negozi si devono strategicamente rimodulare e anche essere capaci di portare e di rafforzare la cultura italiane e delle città venete per essere veramente vettori delle specificità territoriali, di cosa rappresentano nel loro territorio. Ecco Presidente, in un mondo in continua evoluzione, e lo diceva anche il Presidente Pozza, è necessario guardare a mercati alternativi, ma forse per voi la vera sfida è quella di puntare e di ripuntare sui centri delle città, sui negozi, e quindi l'alternativa ai mercati che per vari motivi si vanno a perdere, l'alternativa è rappresentata invece dai nostri territori, dai nostri negozi, dalle nostre eccellenze a chilometro zero. Sì, infatti diciamo che il titolo che abbiamo voluto dare al nostro workshop, convegno, come lo si dica, appunto unisce, collega città, fabbriche e negozi. In questo senso noi abbiamo voluto dare un segnale forte, perché proprio in un momento in cui il mercato nazionale è in crisi, vuoi perché si sono disseccati o vuoi perché si sono ridimensionati certi mercati di sbocco internazionali, Cina, Russia e in prospettiva anche gli USA post-dazi, ecco. E in un momento in cui anche le nostre città languono, sono sofferenti, sono meno rappresentative, scivolano nella decadenza, mostrano segni di degrado sociale, ecco che la distribuzione tradizionale della moda diventa un canale essenziale di ripresa e di rilancio. E mi spiego: i bei negozi di moda nei centri nelle città della nostra marca significano città più accattivanti, più partecipate, più rappresentative, più fruibili, più orientate nella vera dimensione comunitaria. E per i produttori della produzione veneta significano anche canali, diciamo, sicuri, remunerativi, su cui, diciamo, andare a mantenere diciamo, la loro produzione e quindi rimpiazzare quei mercati esteri in contrazione. È certo che però per fare questo diciamo, non possiamo essere soli, ma abbiamo bisogno, per una strategia di rilancio integrata, proprio anche di una adeguata e corale accompagnamento istituzionale. Assolutamente sì, le sfide sono molteplici e saranno al centro del convegno in programma domani a partire dalle 9:15 nella sede della Camera di Commercio di Treviso. Tanti i relatori, tanti i temi e tante le sfide. Grazie davvero a Beatrice Paludetti, Presidente di Federmoda del Provincia di Treviso. Buon lavoro e ancora buona domenica, Presidente, grazie. Grazie anche a voi, grazie. Grazie. E dazi che spaventano, ma spaventa anche la concorrenza sleale. L'agroalimentare veneto tira le somme di una situazione molto complicata. E alla fine io sono abbastanza sicuro che si troverà una soluzione, anche perché il patto, diciamo così, atlantico che c'è sempre stato tra Europa e Stati Uniti è un patto molto forte, e come ha detto anche Musk sabato scorso al nostro congresso, dovrebbe esserci un libero mercato tra Stati Uniti e Europa, non dazi. Quindi io penso che alla fine
tolti i vincoli, ci possa essere una libertà reciproca. I dazi spaventano, ma potrebbero restare semplicemente uno spauracchio. Il sottosegretario alle imprese al Made in Italy sottolinea come alcune delle dinamiche già esistenti siano piuttosto dannose per il Made in Veneto. È una questione pesantissima per l'agroindustria italiana. Se pensiamo che in America si produce la mozzabella, l'asiago americano, quindi tutti i prodotti che sono molto simili al nostro. Tra l'altro in passato c'è stato pure un problema di reciprocità, cioè nel senso che l'Unione Europea non ha posto divieti sull'entrata di questi prodotti, mentre gli Stati Uniti sì, con dazi per esempio sui formaggi anche molto pesanti, e tra l'altro il tema della reciprocità funzionava così, cioè nel senso che se non accettavamo i loro formaggi, chiamiamoli taroccati, neppure si poteva esportare i nostri nel loro paese. Quindi c'è un po' un tema di libero commercio internazionale che va trattato. Tutti sono d'accordo comunque sul fatto che anche solo la minaccia di nuovi dazi o balzelli non faccia affatto bene all'economia, pure a quella veneta. Abbiamo già tensioni internazionali pesantissime, abbiamo una guerra vicino a noi, c'è il conflitto medio orientale, c'è un tema energetico su cui bisogna fare una riflessione profonda, rincaro dei prezzi, insomma la situazione economica è davvero delicatissima. Ricordiamo che il governo ha rivisto, ahimè, al ribasso e pesantemente la crescita del PIL. In questo contesto i dazi evidentemente non fanno bene. Parliamo di un tema sempre di grande attualità al centro della discussione politica e non solo, è quello del fine vita, perché Liberi Subito approda in Veneto in questo fine settimana nelle piazze di Padova, Treviso e Venezia con dei gazebo informativi. Nemmeno la pioggia ha fermato questa campagna di sensibilizzazione che passa anche attraverso un'assistenza gratuita medico-legale con un numero bianco a disposizione dei cittadini per avere maggiori informazioni su quelli che sono i loro diritti. L'associazione Luca Coscioni è in prima linea in questo senso e ne parliamo insieme all'avvocato Matteo D'Angelo dell'associazione Luca Coscioni e di Liberi Subito Veneto. Buongiorno avvocato, buona domenica, grazie davvero per essere con noi. Buongiorno, buona domenica. Allora, avvocato, io ho detto per conoscere i propri diritti, perché ancora c'è poca conoscenza o in qualche modo ci sono ancora troppe barriere per mettere in pratica i propri diritti quando si parla di fine vita? Sì, purtroppo le istituzioni mancano in questo. Si sta facendo ormai dal 1° aprile una campagna informativa su tutto il territorio nazionale sul testamento biologico. In tutti i comuni d'Italia c'è stato un picco di depositi testamenti biologici, le disposizioni anticipate di trattamento subito dopo l'approvazione della legge, la 219 del 2017, e dopodiché è andata via via diminuendo la portata di questi numeri, e molte persone anche culturalmente, socialmente anche strutturate e formate non conoscono quali sono i propri diritti, che cosa si può fare con il deposito del testamento biologico, come si può fare. E in questo le istituzioni comunali sono manchevoli perché, per esempio io parlo per Venezia, è difficilissimo capire, accedendo al sito del Comune di Venezia, come depositare il testamento biologico. L'associazione Coscioni nel proprio sito ha un modulo scaricabile dove sono indicate tutte le possibilità date e riconosciute ad ogni persona, però poi non sanno queste persone come poterlo effettivamente depositare. In alcune regioni come in Toscana, come in Piemonte, adesso è possibile depositare il testamento biologico anche presso le strutture, perché inizialmente il deposito è solo possibile presso i comuni dove l'ufficiale di stato civile certifica che la persona che deposita questo atto sia effettivamente lui, insomma, ne certifica l'autenticità e la veridicità e la bontà delle dichiarazioni. E questo però non era possibile a chi magari era degente. In alcune regioni già si sta cominciando a farlo. È evidente che la campagna informativa che si sta facendo in tutta Italia e soprattutto anche in Veneto è molto presente la sensibilità anche dei veneti e del nord-est
in particolare sul tema è sentita. Oggi ci sono i volontari a Mestre sotto la pioggia che distribuiscono volantini, la settimana scorsa si era a Padova, a Vicenza, insomma si continua a lavorare affinché tutte le persone conoscano pienamente i propri diritti nel fine vita, dove effettivamente si è più fragile. Ecco, in questi gazebo vediamo anche alcune foto che ci avete girato appunto di queste giornate, insomma, di informazione. Abbiamo detto la pioggia non ha fermato i cittadini, e questo a significare quanto ci sia bisogno di capire di più. Che informazioni si possono avere in questi gazebo, avvocato? Qualsiasi tipo di informazione, a partire dal testamento biologico, e cioè appunto quali sono i propri diritti disponibili, ma anche come effettivamente, indicando poi il numero bianco messo a disposizione dell'associazione Luca Coscioni, che è un numero importantissimo, che ha migliaia di chiamate ogni anno, dove le persone possono chiedere per sé o per i propri cari le possibilità consentite in Italia in determinate circostanze. Quindi dalle domande più generali, insomma quelle come sappiamo sull'eutanasia, suicidio medicalmente assistito, ma anche appunto come depositare le disposizioni anticipate di trattamento. E più in particolare anche l'occasione per confrontarsi con i volontari, anche riceviamo molte richieste di persone che vogliono cominciare a partecipare, perché ci si rende sempre più conto che non è solo una questione, quella del fine vita, che riguarda l'età anziana, può riguardare chiunque di noi in qualsiasi momento della nostra vita, purtroppo. E molti hanno patito sulla propria pelle, con un proprio caro, le difficoltà, le sofferenze, e quindi la sensibilità che ci viene dimostrata su questo tema è la volontà di farsi promotori di una normativa, della possibilità di arrivare ad una normativa più organica, partendo da quella regionale, che permetta alle persone di non stare più in sofferenze intollerabili, e comunque, per quanto riguarda il testamento biologico, di poter disporre delle proprie volontà nel caso in cui si perda coscienza irreversibilmente e non si voglia, per esempio, rimanere attaccati ai macchinari, oppure lo si voglia, perché non è solo col testamento biologico che si disciplini solo lo staccare la macchina, si può anche volere essere attaccati costantemente al macchinario. Insomma, ognuno può decidere della propria vita e del proprio fine vita nelle maniere più libere, appunto, possibile. E questo è lo strumento che fortunatamente il nostro Parlamento nel 2017 ci ha dato, dopo battaglie, insomma, che conosciamo, che hanno nomi come quelle di Beppino Englaro, insomma, e i nomi legati poi alle varie disobbedienze civili. C'è poi un numero che è lo 0699313409, poi insomma un numero che potete trovare chiaramente anche nel sito dell'Associazione Luca Coscioni, è un numero bianco. Chi risponde dall'altra parte della cornetta, avvocato, e che cosa si può chiedere, che informazioni si possono avere, a chi è rivolto questo numero? Rispondono dei volontari preparatissimi a tutte le ore, e rispondono su tutte le tematiche che riguardano, su tutti i dubbi, tutte le curiosità circa il tema del fine vita. E poi, a seconda della persona e dell'istanza che viene posta, ci sono vari livelli di passaggio di informazioni. Comunque i volontari possono dare qualsiasi tipo di risposta, veramente da come si scarica il modulo, a come lo si compila, a come lo si deposita per quanto riguarda le disposizioni anticipate di trattamento, rispondono su cosa è legale o no in Italia, per esempio per quanto riguarda il suicidio medicalmente assistito, come chiederlo, quali sono i requisiti per potervi accedere, quali sono anche le difficoltà che si hanno regione per regione, ASL per ASL addirittura, che cosa non è consentito fare in Italia o all'estero, perché spesso si pensa che l'eutanasia in Svizzera sia possibile, non è possibile l'eutanasia in Svizzera.
E questa è una delle tantissime domande, insomma, che vengono fatte e che possono essere fatte. Ci sono tante telefonate a questo numero bianco, avvocato? Sì, migliaia, c'è un report, adesso non ricordo il numero preciso, ma sono centinaia al giorno, in numero crescente di anno in anno, perché le persone non solo sono sempre più sensibili riguardo a certe tematiche, ma sono sempre più convinti e convinte che è un tema, è un approfondimento necessario per la vita di ognuno di noi. Purtroppo, forse culturalmente, abbiamo una certa difficoltà a ragionare della parte finale della nostra vita. Un po' per scaramanzia, un po' per cultura, un po' per religione. No, non ci pensare, no, erano un po' le cose che si dicevano, qualcuno che Stefano Geller, buonanima, raccontava sempre, no? Diceva pensa alla vita, no? Non pensare a quando morirai. Beh, ma anche il modo in cui si lascia questa vita, si lascia questa terra è importante per le persone, diventa sempre più importante. Terminare i propri giorni con dignità, le persone stanno avendo sempre più coscienza che anche quel momento è un momento da vivere dignitosamente, e quindi ognuno e ognuna è nella possibilità di chiedere che cosa poter fare e anche poter disporre. Lei diceva si chiedono informazioni perché ci sono differenze tra regione e regione, anche all'interno della stessa regione tra ULSS e ULSS. Questo sarebbe abbattuto se ci fosse una legge che uniformi il comportamento, le regole da seguire, le tempistiche da seguire, perché spesso è anche una questione di tempistiche, dal momento in cui viene fatta una domanda a quando arriva poi quella che è la decisione dell'ULSS. Senza dubbio, guardate, oggi è l'anniversario della morte di Davide Trentini. Davide Trentini aveva un desiderio, aveva 53 anni quando chiese di porre fine alle proprie sofferenze intollerabili, e grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato e di Mina Welby, che lo accompagnò in Svizzera, tra le sue ultime parole c'era quella di il sogno di avere una normativa nazionale che impedisse queste sofferenze alle persone. In Toscana abbiamo visto che è stata approvata la legge che era stata proposta da noi in Veneto e che era stata discussa in Consiglio regionale a gennaio dell'anno scorso, e che per una parità di voti 25-25, quindi per un solo voto, è ritornata in Commissione Sanità. Questa legge, che è stata depositata in tutte le regioni d'Italia, permetterebbe di avere tempi celeri e procedura certa per la verifica delle condizioni stabilite dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale per chiunque chieda appunto la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito. Perché a seguito della disobbedienza civile, vi ricorderete quella di J. Fabo, Cappato, la Corte Costituzionale si pronunciò indicando 4 requisiti, e noi ci troviamo tutti i giorni che vi sono discriminazioni non solo tra regioni, non solo tra province, ma anche tra ASL e ASL della stessa provincia, addirittura all'interno della stessa ASL a seconda del periodo in cui certe domande vengono richieste. Ci sono persone che ricevono una risposta in pochi mesi, persone che ci mettono anni. Abbiamo visto gli ultimi casi in Veneto, la signora Vittoria ha dovuto attendere 9 mesi nelle proprie sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili per avere una risposta, accedendo poi al suicidio medicalmente assistito. 9 mesi con la nostra proposta di legge, che è stata rimandata in commissione a gennaio dell'anno scorso, avrebbe atteso 20 giorni. Voi capite che di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di impedire che le persone vengano tenute legate al letto delle proprie sofferenze per avere un proprio diritto, per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Qual è il proprio diritto? Avere una risposta dalle ASL. E non è ammissibile che vi sia una discriminazione territoriale. Io non posso essere più o meno fortunato a seconda dell'ASL di competenza, perché un ASL è più o meno sensibile rispetto a certi temi, ma non perché ci sono ASL che li trattano in maniera più superficiale. Ci sono ASL che mettono molto più tempo per dare questa risposta, e ogni giorno in più è un giorno in più di sofferenza per queste persone.
e per noi non è tollerabile e fortunatamente per la maggioranza degli italiani non è tollerabile. Ci sono i sondaggi di anno in anno, soprattutto per quanto riguarda il nord-est, l'81% degli abitanti del nord-est dei veneti, pari ovviamente percentuali, è favorevole ad una regolamentazione di tutto il fine vita e in particolar modo era favorevole alla nostra proposta di legge. Significa 4 milioni di veneti, 4 milioni e mezzo di nordestini che sono favorevoli a questa regolamentazione, perché ritengono che sia tortura tenere una persona in attesa di poter esercitare un proprio diritto. Avvocato, grazie davvero per aver riassunto in modo così preciso quella che è la situazione attuale e soprattutto quelle che sono ancora le tante cose da fare per dare a tutti la libertà di decidere di come mettere fine alla propria vita laddove vi siano delle condizioni che non possono più essere considerate vita. Grazie davvero all'avvocato Matteo D'Angelo. Buona Domenica delle Palme e stiamoci vicini. Assolutamente sì, grazie, buona Domenica delle Palme anche a lei avvocato e buon lavoro sempre. Noi ci fermiamo ancora per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta. Attacco hacker a MOM, l'azienda di trasporti della marca trevigiana fa sapere che non sono stati rubati i dati informatici degli acquirenti di biglietti e abbonamenti tramite app. Fuga di dati dei passeggeri dopo l'attacco hacker ai danni di MOM di fine marzo, ma l'azienda di trasporto pubblico fa sapere che questo non ha comportato il furto dei codici bancari dei clienti. I pirati informatici alla fine dello scorso mese avevano violato la piattaforma per comprare i biglietti MOM, gestita da una società esterna. Gli hacker avevano messo nel mirino anche i dati di oltre 30.000 abbonati, impossessandosi di fatto di nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono. Nel chiarire che nessun dato bancario è stato toccato, resta il nodo della fuga di dati sensibili che potrebbero essere utilizzati da malintenzionati per venderli e metterli a disposizione di chi porta avanti operazioni di marketing aggressivo con spam e telefonate da call center, motivo per cui si invita gli utenti a controllare le notifiche di mail e chiamate prestando attenzione a rispondere a indirizzi di dubbia provenienza. L'attacco hacker aveva comportato una breve interruzione del servizio di vendita dei biglietti risolto in poche ore. L'azienda per questo ha fatto sapere che le multe date a chi era sprovvisto di biglietto saranno comunque erogate. 750 le telecamere puntate sulla città di Venezia, dalla laguna alla terraferma, dalla Smart Control Room della Polizia Municipale. Dalle telecamere della centrale operativa, grazie al sistema A-Vigilon, è possibile fare una ricerca dettagliata di polizia giudiziaria zoomando per cercare una persona o una macchina di un determinato colore e dalla centrale operativa della Smart Control Room della Polizia Municipale di Venezia al tronchetto che vengono risolti molti dei casi di cronaca della città. Da qui si monitorano tutte le telecamere comunali presenti, da Venezia a Mestre passando per Marghera. 750 gli occhi elettronici puntati su praticamente ogni angolo del territorio, parco, piazza e naturalmente aeroporto. È qui che si tiene il COC, il centro operativo comunale, e dalla Smart Control Room che si capisce in tempo reale chi entra e chi esce da Venezia, così da queste sfere bicolore. Allacciandosi alle celle telefoniche di ogni persona, grazie anche all'intelligenza artificiale, si sa addirittura chi sono i turisti presenti, ovvero da quale paese d'origine arrivano. Sappiamo che è una SIM card italiana oppure straniera e in base a questo il sistema mi dice in aeroporto in questo momento ci sono 2.291 persone, di queste 1.362 sono italiane. Il comune di Montecchio Maggiore contro l'evasione fiscale. Nell'ultimo anno sono stati accertati quasi 550.000 euro di tributi non pagati. Montecchio Maggiore, comune in prima linea nella lotta all'evasione fiscale. Nell'ultimo anno sono stati accertati complessivamente 545.000 euro di tributi non pagati. L'attività di recupero si è conclusa con 590 avvisi di accertamento per l'IMU non versata, 62 avvisi per la Tasi e 300 per la Tari. Per l'IMU ha recuperato circa 380.000 euro, per la Tasi circa 50.000 euro,
per la Tari circa 115.000 euro in collaborazione con Agnochiampo Ambiente. Rispetto al 2023 l'importo accertato per l'IMU è aumentato. La media di incasso è del 90%. In caso di mancato pagamento si ricorre alla riscossione coattiva. Si sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale nel contrastare l'evasione per garantire l'equità fiscale. La politica con la 2 giorni di mobilitazione del centro-sinistra in vista delle elezioni regionali. Dai cittadini i temi e le istanze su cui formulare un programma per un Veneto alternativo, in attesa di produrre un nome per la corsa alla presidenza, ultimo quello della biologa Antonella Viola. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il caro vita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Tutti temi, qualcuno potrà dire, ma che immaginavate ci fossero? Sì, certo, tutti temi sui quali stiamo lavorando per costruire una proposta programmatica. Mercati, piazze, parchi, 160 gazebo in tutto il Veneto per intercettare bisogni e aspettative dei cittadini e con le loro proposte costruire il Veneto di domani, quello che uscirà dalle elezioni regionali. Il pronunciamento della consulta, il formale stop al terzo mandato per i governatori ha dato l'avvio al dopo Zaia. Partiamo dai bisogni dei veneti, raccogliendoli dal basso per portarli e renderli il centro della campagna elettorale delle regionali. Siamo in diversi punti della città di Treviso, più di 30 banchetti in provincia, la risposta è molto buona. Vogliamo lavorare moltissimo sul territorio, non saremo solo in questi 2 giorni della campagna del Veneto per il Veneto di domani, ma da maggio in poi saremo presenti proprio per presidiare il territorio, perché questo ce lo chiedono anche i cittadini. PD, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, il Veneto vale, più Europa, Volt, PSI e Movimento Socialista Liberale. Tra la gente per chiedere i 3 temi ritenuti prioritari in una lista di 10 e accogliere input e suggerimenti. Sono problemi, quello della sanità e quello del consumo di suolo, che ci siamo resi conto anche stamattina che sono al centro dell'attenzione dei veneti, insieme a quello del lavoro e del futuro dei giovani. Quella del futuro dei giovani è una grande preoccupazione che abbiamo riscontrato oggi. Mobilitazione promossa da un mix di anime politiche poi da far convivere. Noi siamo estremamente convinti che l'alleanza di centro-sinistra sia un'alleanza che in questo momento può dare al Paese un'alternativa, perché purtroppo il governo Meloni sta dimostrando di essere estremamente debole. Inizia la campagna elettorale di tutto il centro-sinistra, perché secondo me appunto insieme possiamo anche vincere e possiamo davvero pensare di dare un'alternativa a questa regione, a questo Paese. E poi c'è la questione del candidato presidente. C'è ancora un po' da trovare il candidato leader, ma penso che siamo ottimisti, lo troveremo al più presto. Dal regionale sul Toto Nomi c'è prudenza. Per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. Andrea Crisanti, Achille Variati, da ultimo il nome di Antonella Viola, la biologa non dispiace agli attivisti. Io sicuramente penso che sia un nome valido, una persona che si è fatta riconoscere, che si è fatta stimare nel periodo della pandemia. L'importante per noi, ed è anche il motivo per cui oggi siamo qui in piazza a raccogliere le idee e le proposte dei cittadini, è che qualsiasi nome verrà fuori sia rappresentativo di un'idea alternativa di Veneto. Lavori in corso anche nel centrodestra per il dopo Zaia. Per Forza Italia è necessaria la massima condivisione sul nome. Le parole del ministro Maria Elisabetta Casellati e dell'assessore di Venezia Michele Zuin. La scelta sarà sicuramente una scelta condivisa dal centrodestra, si può discutere, ma il dialogo è sempre aperto e si trova sempre una soluzione. Del resto la discussione e il confronto è, come posso dire, un ingrediente fondamentale del nostro assetto democratico e anche del nostro centrodestra. Qui occorre pensare alla persona che raggruppa attorno a sé il maggiore consenso, perché l'importante poi è vincere, non partecipare. Chiaramente io credo che sia stato il più grande bugiardo della storia quello che ha detto che è importante partecipare. Come partito chiaramente non ci basavamo sul terzo mandato, ma penso che tutte le forze politiche del centrodestra devono rimanere unite e trovare la quadra su tutte quelle che sono le candidature. Muro pericolante a 2 passi dal Tempio Canoviano di Possagno, interviene il Comune.
Firmata dal sindaco di Possagno Valerio Favero l'ordinanza per la demolizione già in giornata di parte del muro pericolante in adiacenza alla via Sant'Albino e alla piazzetta Pio X, a 2 passi dal Tempio Canoviano. Si tratta della facciata della parte vecchia dell'edificio dell'Istituto Cavanis, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'unico muro perimetrale rimasto in piedi ora si sta letteralmente sbriciolando, andando a mettere a rischio l'incolumità di passanti e residenti. Era stata chiesta appunto di mantenere in piedi la facciata esterna perché la sovrintendenza comunque l'aveva ritenuta di pregio, ma purtroppo una parte di questa è franata, è proprio collassata su se stessa. In quel momento è rimasta in piedi una parte da sola di circa 10 metri di lato per un'altezza di altri 8-10 metri, davvero pericolosa, poteva cadere sulle case a fianco e in funzione della relazione tecnica fatta dal mio ufficio tecnico, dal sopralluogo fatto con i vigili del fuoco, io ho emesso l'ordinanza, non potevo fare altro che emettere l'ordinanza di abbattimento di quella parte quantomeno in prima battuta. Tra l'altro l'espressione che hanno usato i vigili del fuoco. Quando sono entrati hanno detto ci sembra essere tornati all'Aquila, ecco, questa lo dico come battuta, però in realtà l'effetto era un po' quello. Oltre alla pericolosità per chi vive e transita vicino a questo muro, c'è un'altra questione molto importante da non sottovalutare. Si parla tanto di sicurezza sul lavoro e mettere a rischio la vita degli operai che lavorano qua non è proprio il caso. Sì, dico, questo è un altro tema, un tema importante che dovrà essere valutato in maniera molto attenta, perché lavorare sotto un muro simile a quello già franato direi che è davvero difficile, improbabile e anzi soprattutto molto molto pericoloso. Come tempi? Allora, i tempi adesso vedremo il sopralluogo della sovrintendenza, con la quale assieme al mio ufficio tecnico capiremo quali sono i passi da fare, quali sono i tempi per la messa in sicurezza totale dell'area. Malattie professionali e stress da carichi di lavoro in aumento nella sanità pubblica, la denuncia della CGIL. Turni di lavoro massacranti, richiami in servizio, scarsità di personale. È un quadro difficile quello in cui si trovano a lavorare gli operatori della sanità pubblica disegnato dalla CGIL. In primo piano i disagi dal punto di vista psicologico. C'è un'incidenza da parte del dossier INAIL che ci preoccupa, perché le persone si ammalano anche per i carichi di lavoro, per lo stress lavoro correlato, il burnout, dentro il luogo di lavoro. C'è un aumento degli infortuni mortali in itinere del 17% rispetto al 2023 e un aumento complessivo degli incidenti appunto in itineri del 5% rispetto al 2023. Questo ci induce a riflettere sul fatto che le persone, lavoratrici e lavoratori, hanno un aumento di stress determinato appunto dalle condizioni di lavoro che poi si riflette in queste casistiche. Da qui la richiesta di un riconoscimento dello stress da lavoro come avvenuto nel periodo della pandemia, ma non solo. Serve un intervento immediato e diretto da parte della Regione per riorganizzare tutta la parte, diciamo così, soprattutto pubblica del lavoro e quindi in termini numerici. Firmato a Venezia nelle scorse ore un importante accordo internazionale che permette di dare nuove opportunità di lavoro anche alle donne africane. Investire in Africa, terra ricca di opportunità, specie in questo particolare periodo storico dove l'incertezza della situazione internazionale con l'impatto dei dazi sta scatenando un vero e proprio urto monetario. Al contrario, l'Africa, con il suo mercato emergente, con i settori chiave dell'agroalimentare, energie rinnovabili, costruzione, sanità e farmaceutico, rappresenta il futuro per ogni investitore. A Venezia è firmato nelle scorse ore un duplice e importante contratto internazionale tra Fagas, istituzione che rappresenta circa il 90% delle piccole e medie imprese dell'Africa, e tra aziende venete con la ETC di Treviso. Il continente africano è oggi sicuramente un luogo dove molte opportunità possono essere colte. I cambiamenti geopolitici che sono in corso aprono nuove prospettive per le imprese italiane e quindi ETC è impegnata in questo percorso. L'accordo prevede di fornire tutto il supporto informatico e digitale a tutte le aziende e attività presenti in ben 14 stati africani dell'area del centro-ovest. Sono paesi che stanno crescendo molto, che hanno voglia di crescere, che cercano non a caso anche dei player internazionali con cui rapportarsi, con cui costruire un percorso. Crediamo che in particolare quell'area sia quella che nel prossimo futuro proporrà il maggior potenziale di crescita. Grande l'attenzione alle donne.
Noi di Fagas abbiamo deciso di investire e mettere in atto progetti a favore della donna per favorire la sua autonomia, perché la donna è fattore di produzione e di inclusione in tutto il mondo. Dal Veneto all'Africa il sostegno che verrà dato sarà quello all'economia di prossimità, a volte anche rurale, e di un mercato che per crescere ha bisogno di strumenti. La Confapi assiste le imprese creando il supporto tecnico, supporto legislativo, giuridico e quant'altro necessario per confluire l'azienda verso l'estero. Nel Vicentino adesso a Creazzo, dove è stata fissa una targa in ricordo di Lea, la bimba travolta dall'auto guidata da un uomo ubriaco. L'angolo di Lea, un'isola di pace in un mondo in fermento. Qui c'è la sua foto, una lapide in suo ricordo. Ma Lea è nell'aria, Lea è in una riflessione, in una preghiera, in un momento di raccoglimento. Lea è il suo destino, travolta una domenica pomeriggio di luce, di sole. È il 16 febbraio quando l'auto guidata da un 56enne ubriaco colpisce in pieno la piccola che finisce sul cofano e poi a terra. La corsa in rianimazione all'ospedale San Bortolo, poi i suoi occhi di bambina che si chiudono a 9 anni. Troppo presto. Ma la storia di Lea è una storia di luce, luce per altri bambini in difficoltà a cui i genitori di Lea donano i suoi organi, e poi luce di speranza. Sì, perché Lea in fondo non è morta. La mamma trova questa poesia scritta da Lea in una busta. È il suo messaggio che sa di presagio, la sua eredità. Parole che vengono incise sulla targa che la ricorda e che sembrano sgorgare da un eterno presente. Tu sei qui. Io sto pensando a te. Non so che mi succede, però non è normale. Non so chi sta parlando al mio posto, ma non puoi evitarlo. E sembra troppo vero. Ora porta via la mia voglia di piangere. Vai via, perché con me soffrirai. Ti dico, vai via. Se hai paura di volare, allora vai via. Non posso cambiare. Ognuno, ogni cittadino passando può rivolgere una preghiera, posare un fiore, fare una riflessione. E la piccola Lea è in mezzo a noi come una ragazza viva e che fa riflettere. Mi piace questo luogo che, anche nonostante sia di fronte a questa strada molto trafficata, rappresenta quasi uno stacco. Questa iniziativa porta un po' all'unione e a far vedere ai genitori che comunque gli siamo vicini. Sono molto commosso per quello. No, sono senza parole, non posso dire niente. Sono proprio senza parole. Lea è il suo presagio, Lea è le sue parole speciali, ispirate, che non furono le uniche. In un altro piccolo biglietto di carta Lea rassicurò la sua mamma. Se un giorno dovessimo separarci, sappi che ti terrò sempre la mano, unite come calamite. Non ti abbandonerò mai. Lea che parlava come se tutto fosse ineluttabile. Lea che scriveva come se sapesse che la vita va oltre la morte. Lea che invitava a non aver paura di volare. A Maser, la 2 giorni di Orizzonte Scuola Lavoro, giunta alla 4ª edizione, giovani e famiglie in contatto con gli istituti scolastici. Lo scopo è orientare ragazze e ragazzi nella scelta giusta dopo la scuola media. Dal vostro osservatorio, questi ragazzi e anche le famiglie, cosa cercano? Beh, diciamo che dopo un primo disorientamento sono alla ricerca di una professionalità e di un loro spazio originale nella società, nella comunità in cui vogliono comunque essere protagonisti. Da una parte tecnologie sempre più avanzate, dall'altra un mondo del lavoro dove la manualità viene sempre più premiata. Ecco perché incontri tra ragazzi, famiglie e istituti scolastici come quello che si svolge in questo fine settimana a Maser diventano essenziali per formare le donne e gli uomini di domani.
e perché dietro a questa iniziativa ci sia anche l'impegno delle amministrazioni comunali. Come i comuni della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano riteniamo che sia importante dare ai nostri ragazzi la possibilità di scegliere diversi futuri e capire quale sia il futuro migliore per loro. Impegno che vede da tempo anche la Chiesa in prima linea per dare risposte alle famiglie in un tempo estremamente confuso. Siamo di fronte a una grande sfida. Vacillano tutte le strutture, da quella familiare, da quella sociale, e anche la scuola è un po' in sofferenza e quindi si sta stringendo i ranghi e si stringono i denti per non mollare questo compito fondamentale, perché se i ragazzi sono sempre meno a casa, a scuola ancora vanno. Scelte importanti, tra l'altro, in un tempo dove la denatalità rischia di far sparire intere comunità, come sottolineano i dati del comune di Maser. La denatalità per il 2023-2024 al momento ha inciso per il 25%. Un bambino in meno ogni 4 nati, numeri allarmanti che impongono attenzione sulla formazione delle nuove generazioni per progettare un futuro possibile senza dover emigrare. Ecco allora l'importanza della varietà negli indirizzi scolastici. Voi offrite sia tecnologia sia manualità, ad esempio con il settore della bellezza. Qual è il prevalente dal vostro osservatorio e dall'osservatorio dell'Irigem? Beh, diciamo che riusciamo a dare una risposta a tutte e due le richieste, sia la richiesta di una professionalità più manuale, più adatta a un lavoro di tipo artigianale, ma anche una professionalità più specifica legata all'informatica, alla progettazione e alla ricerca delle nuove tecnologie. L'importanza di una scelta scolastica giusta significa soddisfazione ed entusiasmo prima nell'apprendimento e poi nel mondo del lavoro. Io ho scelto operatore informatico alla scuola Irigem di Rosà perché è un lavoro che vorrei fare da grande e mi piace da quando sono bambino, mi piace tipo il mondo dell'informatica, capire i componenti all'interno del computer, sicurezza informatica e tutto quanto nell'ambito dell'informatica. Eletto a Padova il nuovo presidente del Comitato Paralimpico Veneto. Elezione all'unanimità dei voti espressi per Davide Giorgi. Sarà lui a guidare nei prossimi 4 anni il Comitato Paralimpico Veneto, che nel suo orizzonte più prossimo i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 15 marzo. Veneziano, presidente della Polisportiva Terraglio di Mestre e delegato CIP di Treviso, a passargli il testimone a Ruggero Vilnai, per 12 anni alla guida del Comitato Veneto. Ai bambini e alle bambine il suo primo pensiero. Sono i bambini quelli che ci interessano, soprattutto i bambini e le bambine, perché ancora oggi, ahimè, lo sport paralimpico viene fatto soprattutto da maschietti. Abbiamo bisogno che il mondo femminile si avvicini e per questo abbiamo bisogno di fare promozione e coinvolgere sempre di più la scuola e le famiglie. Siamo la regione che sviluppa più campioni in Italia. Pensate che alle ultime Paralimpiadi abbiamo portato a casa il 30% delle medaglie, quindi possono i genitori far sì che questo record continui ad esserci. Un movimento in continua crescita, quello dello sport paralimpico, che nei 12 anni di presidenza di Ruggero Vilnai ha visto crescere entusiasmo e affetto. Sono quasi 10.000 le persone con disabilità che praticano uno sport in Veneto in modo continuativo nella fascia tra gli 0 e i 64 anni. Di questi 2.550 sono atleti paralimpici. In questi 12 anni abbiamo fatto davvero tante cose, tanti risultati. Abbiamo triplicato i tesserati, gli atleti, abbiamo triplicato le società sportive che si occupano di sport paralimpico, abbiamo fatto tante attività, abbiamo messo il cuore, la passione, soprattutto la passione. Nella giunta del CIP, che guiderà il comitato fino al 2028, anche Aurora Zaia, Daniele Pusinic, Maurizio Menin, Vladi Verdiero, Nicolò Toscano e Mirko Castellani. 1650 discese da fine marzo ad oggi lungo la nuova pista da bob slittino e skeleton a Cortina, che hanno chiuso la fase dei test della pre-omologazione. Storie, emozioni e racconti sono disponibili nel canale YouTube di Simico.
Non si tratta di un miracolo, si tratta di un lavoro programmato per essere terminato nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità. Chiusa ufficialmente la fase della preomologazione dello Sliding Center di Cortina d'Ampezzo, Simico, Società Infrastrutture di Milano Cortina 2026, celebra con un video pubblicato nel suo canale YouTube la genesi della pista olimpica, poco più di 20 minuti per raccontare per immagini e voci storia e emozioni. Sono stati 302 giorni lavorati, ok? 302 giorni lavorati con una media di 133 persone presenti mediamente in cantiere, con picchi di 250 persone. Il cantiere è un cantiere complesso, è stata una sfida diciamo dal punto di vista ingegneristico molto difficile. Tecnica, veloce e sicura, la pista è l'unica aperta al mondo grazie a tecnologie di refrigerazione all'avanguardia. La velocità del bob è identica alla velocità di realizzazione del cantiere. Si è dovuti partire piano per dare questa accelerata finale fino ad oggi che vedremo una grande frenata. Un'opera di ingegneria, la storia di donne e uomini che hanno contribuito a realizzare lo Sliding Center, oggi riconosciuto a livello internazionale. Le imprese hanno lavorato moltissimo, in maniera molto celere, professionali, e devo dire che hanno dimostrato che la forza di volontà, la determinazione e le professionalità qui sono espresse all'ennesima potenza. Sono maliano, sono in Italia da 2 anni fa. Sono orgoglioso di partecipare a questo progetto internazionale. Siamo tanti qua, veniamo di tutte parti del mondo. Oggi grazie a questo cantiere so fare tante cose. Questo cantiere mi ha cambiato la vita perché Dal lato sportivo una pista interessante e impegnativa, 16 curve che daranno del filo da torcere ai piloti, oltre 1600 metri di tracciato. Siamo arrivati finalmente al punto finale. È un insieme di cose che emozionalmente veramente mi riempiono il cuore. Bene in ghiaccio, penso che sarà delle belle gare qui, dei giochi molto belli. The track is so much fun. Fantastica. The track is really exciting. Incredible. La finale di Coppa del Re è in esclusiva su Antenna 3. A giocarsi il titolo sabato 26 aprile alle 22 saranno Barcellona e Real Madrid. Non una partita, ma la partita. Sul campo di Siviglia scocca l'ora dei migliori, e quando dici migliori dici Lewandowski e Rafinha da una parte e Vinicius e Mbappé dall'altra. Real contro Barcellona per la finale di Coppa del Re che Antenna 3 come sempre vi offre in esclusiva sabato 26 aprile alle 22. I Blancos alla ricerca della vendetta dopo la Supercoppa e di una identità dopo l'eliminazione in Champions e le voci di addio a fine stagione di Carlo Ancelotti. I Blaugrana di Flick sulla scia che li vede in testa alla Liga e desiderosi di battere gli eterni rivali. Gli ingredienti, viste anche le sfide di semifinale ad altissimo tasso di gol, ci sono tutti per una partita memorabile. Motori accesi, c'è soltanto da attendere. Sabato 26 aprile, ore 22, su Antenna 3, il grande calcio, in esclusiva. E noi siamo in chiusura, ringrazio Francesco Ceron e Tommaso Migot in regia, ringrazio voi per averci seguito, nell'augurarvi una buona domenica vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo, grazie ancora per averci seguito, buon pomeriggio.